Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 1° febbraio e quali sono gli influssi che questi nati ricevono dalle costellazioni. Prima però, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie sempre della vostra partecipazione. Dunque questi nati hanno alcuni valori importanti che sono da tenere d'occhio e sono in particolare il dominatore del mese, che questo mese appunto cambia e diventa pesci, e il dominatore diciamo la stella capo, che è Scorpione. Lo Scorpione è presente una volta, dunque si intende come fluido, unico fluido, però abbiamo in prima battuta entrambe le costellazioni appartenenti all'influsso e alla sfera di Marte. Dunque abbiamo a che fare con una personalità che potrebbe essere molto ambivalente, nel senso che potrebbe essere molto battagliera oppure molto remissiva. Questo dipenderà dal tipo di educazione che riceveranno questi nati e se prevarrà appunto un aspetto acqueo, diciamo così, che è rafforzato dal dominatore e dalla costellazione appunto Pesci, dominatore del mese, oppure se prevarrà appunto il fuoco e dunque l'aspetto marziano marcato a seconda appunto anche del giorno di nascita. Dunque dipenderà molto da alcune circostanze che sono da valutare in modo singolo, quali saranno gli aspetti appunto che tenderanno a emergere e a prevalere sugli altri. Questi nati però normalmente, salvo appunto che non abbiano un giorno particolarmente fortunato come giorno di nascita e dunque come dominatore del giorno e dominatore dell'ora di nascita, tendenzialmente saranno distratti durante il loro sviluppo e la loro formazione caratteriale, preferendo il gioco a qualsiasi altro tipo di impegno e dunque starà ai genitori avere diciamo, un controllo severo su questi ragazzi, perché potrebbero appunto mollare gli studi o comunque non seguirli particolarmente per dedicarsi ad altro. Altri però conseguiranno sicuramente qualche titolo di studi e possibilmente all'interno delle specializzazioni che poi possono portarli a una carriera militare o a lavorare appunto per enti pubblici. Alcuni riusciranno anche marittimi, dipende comunque ripeto appunto da altri fattori che sono sicuramente personali. Questi nati comunque detto queste cose hanno appunto una doppia possibilità: o crescere dolci e remissivi oppure particolarmente cattivi e vendicativi, ma attenzione, non saranno facili da individuare perché riescono a mascherarsi molto bene. Questa costellazione di pesci appunto li rende difficilmente chiari e intelligibili, dunque sarà sempre difficile sapere con quale dei loro volti si avrà a che fare, ma il fisico sarà molto resistente a tutte le lotte della vita e il carattere, comunque detto questo, sarà fantasioso, ambivalente, a volte sfuggente, allegro ed economista. Dunque saranno anche molto attenti alla questione economica. Alcuni di loro otterranno grandi fortune, ma spesso fluttuanti. Ci saranno delle età in cui sarà bene non accettare dei soci per non avere delle perdite o comunque dei disagi economici, altre età invece che li vedrà sicuramente molto più fortunati e in grado di ammassare anche ingenti quantitativi di denaro e anche parecchie ricchezze, ma dovranno sicuramente fare attenzione appunto a questioni magari di tipo sentimentale. In particolare le donne rischiano di essere attentate, diciamo così, in età troppo giovane e avere dunque poi
delle conseguenze soprattutto a livello emotivo. Non necessariamente questo andrà in porto, nel senso che non tutte rischiano questo, però c'è una possibilità intorno ai 14 anni, dunque attenzione. Per quanto riguarda invece quanto dicevo prima, cioè l'aspetto legato all'entrata di eventuali soci, è sicuramente da tenere a mente le età 27-35. In questi anni si sconsiglia caldamente di mettersi in società con qualcuno. Bene, io ritengo di aver detto a sufficienza di questi nati. Vi ricordo comunque che se siete interessati alle personalizzazioni, o comunque all'approfondimento delle forze in gioco, degli equilibri degli elementi, dei cicli di età, dunque anche l'età chiave per poter prevedere o prevenire alcune circostanze, non avete che da contattarmi per un consulto approfondito. Intanto però vi invito e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie sempre per la vostra attenzione e la vostra partecipazione. Noi ci ritroviamo qui domani per i nati del 2 febbraio. Grazie e un abbraccio a tutti.